Un napoletano si è comprato Matera. Sì, hai capito proprio bene. E quello che è successo dopo è una delle storie più incredibili del nostro sud. Primo episodio di Tracce di Napoli. Napoli e Matera. Io voglio sapere. E tu? Vedi questo castello? L'ha fatto costruire il protagonista della nostra storia. Pensa un po', voleva anche lui il maschio angioino di Napoli qui a Matera. Lui si chiamava Giovancarlo Tramontano, nasce nel 1451 nella provincia di Napoli a Sant'Anastasia ed è figlio di un banchiere. Non ha sangue blu e non ha neppure titoli particolari, però è sveglio, molto sveglio. A Napoli si infila ovunque, diventa mastro della zecca, cioè quello che batte moneta per il regno. Poi diventa governatore capo delle arti della seta e della lana di Napoli, poi pure in Parlamento, accanto a nobili e cardinali. Insomma, un signor nessuno che in pochi anni a Napoli conta più di un duca. E poi arriva la mossa da maestro. Matera non era in vendita, era città libera, dipendeva direttamente dal re di Napoli. Lui che fa? Sgancia 25.000 ducati, corrompe nobili materani e nel 1497 si compra l'intera città. Diventa quindi conte di Matera. Inizia quindi a far costruire il suo bel castello, secondo lo stile del maschio angioino di Napoli, solo che per farlo aumenta le tasse e i tributi sulla popolazione e diventa così un tiranno. 29 dicembre 1514, i materani non ne possono più. Si nascondono dietro una pietra che ancora oggi a Matera chiamano la pietra del malconsiglio, aspettano che il conte esca dalla messa in cattedrale e proprio qui, in questo vicoletto, lo accerchiano e pam! Il conte non ne uscirà più vivo. Da quel giorno questa strada si chiama Via del Riscatto. Oggi a Matera del conte Tramontano resta un castello incompiuto. A Napoli abbiamo una strada che porta il nome del conte, si trova a 2 passi dal Duomo, perché nel bene e nel male Giovancarlo Tramontano fu protagonista della storia di entrambe le città. E se ci pensi, la sua figura ha creato un legame tra Napoli e Matera che dura ancora oggi. E tu conoscevi questa storia?